con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata oggi a Marco Pinti. Bentornato a me, benvenuti a voi al palinsesto del mattino di oggi che è sabato 22 aprile 2023, 8 in punto. Marco Pinti qui dietro il microfono in questa mansarda mazziniana, Federico alla regia, e tutti voi che state facendo quello che state facendo per iniziare questo sabato, io che sommessamente mi metto qui e piano piano, come un sottofondo nella vostra mattina, con un piccolo concertino jazz o forse blues, vi racconto le notizie di giornata andando a vederle su quei vecchi scartafacci che una volta inondavano le scrivanie, mentre ora eccoli lì in formato digitale a raccontarci il mondo senza neanche più sprecare un minimo di carta, e sono i giornali. Noi partiamo con Avvenire che è quella, è la testata che ci viene proposta come prima dall'ordine del software a cui noi ci sottomettiamo giustamente in omaggio ai tempi che viviamo. Avvenire apre, come faranno molti altri giornali, con la giornata mondiale per la terra, per salvare la terra, e apre con i giovani che possono salvare la terra adesso, titolo un po' marvelliano per l'Avvenire, la giornata mondiale e l'impegno delle nuove generazioni nei paesi minacciati dal mutamento climatico. Abbiamo poi subito sotto questa prima notizia due occhielli che ci portano invece nel culmine della cronaca politica. Neanche a dirlo, si avvicina il 25 aprile, tiene botta l'antifascismo, nuova bufera sulla Russa che dice l'antifascismo non è nella Costituzione. Ancora, governo, il taglio del cuneo varato con un Consiglio dei Ministri che è fissato per il 1° maggio. Editoriale di Avvenire: si vuole una giurisprudenza difensiva? Sono domande, so che ce lo stiamo chiedendo un po' tutti, una rischiosa idea disciplinare. Questo è un editoriale che però questo titolo non spiega bene che cosa fa, in realtà va a guardare all'interno dei meandri di un caso che approfondiremo, che è il caso Uss, il figlio di un oligarca russo che, come sapete, era stato arrestato in Italia ma poi è riuscito a fuggire con un'operazione che insomma è stata probabilmente condotta dalle agenzie di intelligence appunto della Federazione Russa in barba a tutti i sistemi di sicurezza italiani, non ultimo giuridicamente in barba al fatto che fosse agli arresti domiciliari. Si parla poi di demografia sulla prima pagina di Avvenire. La demografia ha bisogno di figli e di immigrati, sia di figli che di immigrati. Interessante l'attacco di questo articolo: 1/4 delle persone che vivono in Germania ha origine migratorie. Questi sono studi tedeschi che insomma parlano anche di casa nostra. Abbiamo poi interessante anche un confronto tra l'intelligenza artificiale, quella della famigerata ChatGPT, che un giorno condurrà queste rassegne stampa appena imparerà a leggere e a parlare, ma per il momento c'è ancora bisogno di noi, e il rapporto che ha con l'umano, cioè con la coscienza umana, con il nostro libero arbitrio, con l'intelligenza, per usare una parola senza aggiungere l'aggettivo artificiale. Ebbene, c'è anche un tema che riguarda la fede, la qualità della fede alla prova di ChatGPT, cioè le omelie scritte dall'intelligenza artificiale. A centropagina invece abbiamo il focus di Avvenire su quello che accade in Sudan, stragi e occidentali in fuga. Si tenta un'ulteriore tregua e intanto sono 600 le vittime negli scontri tra esercito e milizie.
Da una guerra all'altra, torniamo in Ucraina, siamo sempre su Avvenire, si accelera sugli F-16 alle forze ucraine, intanto i pacifisti sono in piazza. Gli F-16 ovviamente li sta trattando il segretario della difesa americano, i pacifisti invece saranno oggi a Firenze al convegno di 60 anni dall'enciclica Pacem in Terris. Ancora abbiamo altre notizie che fanno discutere, ad esempio l'arresto shock a Palermo, la preside anticlan che rubava a scuola, e poi torniamo a parlare di immigrazione con sparizioni e violenze, l'ONU accusa la Libia. Poi abbiamo anche un articolo di Eraldo Affinati che ricorderete è stato protagonista anche suo malgrado di una scoop della nostra radio non meno di qualche anno fa. Ma andiamo al Corriere della Sera che apre con i partiti litigano su 25 aprile e antifascismo. Lavoro Meloni, taglio del cuneo il 1° maggio, la russa sarò a Praga, il PD va all'attacco e Zaia dice è la festa di tutti. Il Sudan occupa anche qui uno spazio importante, paese nel caos, ci sono almeno 200 italiani bloccati appunto nel paese dilaniato dalla guerra civile, l'allarme dell'Unione Europea, evacuare gli occidentali. Andiamo poi a centropagina con l'Ucraina. Stoltenberg, il segretario generale della NATO, dice sull'invio di jet dobbiamo parlarne tra alleati perché la NATO valuta l'invio di jet a Kiev, inviato sul campo del Corriere che è Lorenzo Cremonesi. Abbiamo poi invece un focus su cui torneremo del diciamo così consenso ai partiti politici. Fratelli d'Italia rallenta il Partito Democratico al 20%, mentre Forza Italia e Lega all'8%, ma cresce il consenso personale di Giorgia Meloni. Poi abbiamo altre cose che, se volete, riguardano più il territorio delle scelte individuali e delle politiche che le agevolano o le ostacolano, ad esempio la mossa dell'AIFA, la pillola anticoncezionale gratis a tutte le donne, e poi la Corte di Danimarca, la prima volta di un royal baby con la surrogata. Fondo pagina abbiamo Massimo Gramellini, antimafia, origano e patatine. Abbiamo per l'appunto un commento salace di Gramellini a quanto accaduto per quanto riguarda quella professoressa che appunto è finita nei guai dopo essere stata premiata per faccende che riguardano appunto la lotta alla mafia. Il Fatto Quotidiano questa mattina dedica 4 pagine speciali alle vignette di Natangelo, che sono finite al centro della bufera, come sapete, per l'ultimo, quella che riguarda Lollobrigida. Intanto io sono uscito scioccamente dal software, ma come potete vedere maneggio questo software ormai con una padronanza che chi ci sta vedendo vede anche che sono già tornato a bomba dove dovevo andare. Sono tornato qui perché la prima vera pagina del Fatto Quotidiano è quella che vi leggo ora. Basta armi, da oggi si firma il referendum contro l'escalation in Ucraina. I due quesiti del comitato di Mattei e compagnia contro gli armamenti a Kiev. Parla Moni Ovadia, adesso la maggioranza pacifista degli italiani finalmente può dire la sua. Nel frattempo nuovi leak, cioè insomma nuove indiscrezioni dagli Stati Uniti, gli allarmi inascoltati da Zelensky su Bakhmut. Poi abbiamo una vignetta che questa mattina viene fatta da Vauro sulla prima del Fatto Quotidiano, ma insomma Natangelo gode di gloria con 4 pagine tutte per lui, è una difesa diciamo senza reticenze da parte del quotidiano di Marco Travaglio, che peraltro dedica a Tengo Famiglia, cioè dedica proprio alla difesa della vignetta di Natangelo il suo editoriale. Andiamo a vedere sempre dal Fatto Quotidiano che cosa si dice intorno al titolo principale. Ad esempio la russa contro la carta e il suo sindaco lo copre. Questo è quello che accade anche a Paternò, dove c'è una querelle che riguarda come sempre fascismo e antifascismo e che riguarda poi si trova insomma in Ignazio La Russa
diciamo bersaglio e insieme uno sparring partner d'eccezione per questa ricorrente e ormai tradizionale polemica tutta italiana, mentre abbiamo una indiscrezione su lo scontro e l'incontro tra Meloni e Salvini che rifà il menù di governo. La cosa mi fa ridere perché sono un ragazzo che si diverte con poco e il giornalista che firma questo pezzo si chiama di cognome Salvini e a me bastano questi piccoli paradossi per avere una giornata migliore e volevo condividerlo con i cuori semplici che ci ascoltano, che non so quanti sono, ma so di non essere il solo. Intanto salta lo speciale di La 7, Giletti va dai PM per la terza volta sul caso Baiardo. E ancora andiamo su altri temi, ad esempio diciamo così la campagna acquisti, se mi consentite il termine, degli istituti sauditi, delle università saudite con i docenti italiani. Per fare punteggio gli istituti sauditi infatti comprano i nomi di docenti italiani. Ancora abbiamo la antimafia, anche qui viene raccontata, abbiamo la faccenda del Sudan, un focus sull'eutanasia che ripercorre il suicidio del regista Mario Monicelli, che invece si buttò dalla finestra, insomma, per concludere la sua esperienza terrena. E poi ancora terroristi da ridere, famiglia alla Goldoni, le foto di Isherwood, cosa c'è di bello, pagine 20 e 23 del Fatto Quotidiano, che come vi dicevo prima dedica in realtà una sovracopertina tutta al suo vignettista che è finito al centro della bufera, ossia a Natangelo. Andiamo ora a vedere il giornale, eccolo qua. La ricerca, tutte le bugie sui migranti che ci pagano le pensioni. Smontati i dati buonisti, su 23 milioni di contribuenti solo 3 milioni sono stranieri, creano 16 miliardi di ricchezza e ne costano 32, e a Messina intanto è sbarcato un jihadista siriano che è stato fortunatamente arrestato. Andiamo poi a vedere l'editoriale, le note stonate dei cantori del fisco, è un editoriale così, che un commento che va a vedere le ragioni per cui si pagano le tasse in questi giorni in cui, come sapete, questa altra ricorrenza viene molto praticata da chi è tenuto a farlo. E poi non si muore mai davvero al tempo dei social, oppure ci si mette un po', perché Elisabetta, una nonna per sempre, la regina torna tra i suoi nipoti, è stata pubblicata la foto per il suo 97esimo compleanno. Ancora abbiamo la faccenda immigrazione affidata a una firma eccezionale, a Fausto Biloslavo, i porti d'approdo, dalle ONG partono le denunce, e poi la querelle su fascismo e antifascismo di cui vi ho già dato conto. Ancora a centropagina abbiamo la preside antimafia che rubava il cibo agli alunni, questa è la sintesi che fa il giornale. E infine c'è una tartaruga nel cortile di una scuola dove a Milano e la procura indaga abbandono di animali. Abbiamo poi il nuovo libro di Giordano Bruno Guerri, Caro Mussolini vergognatevi, l'equivoco di un D'Annunzio fascista. Anche qua, se avremo tempo, ci andiamo sicuramente a guardare dentro. Andiamo poi a vedere però un'altra prima pagina, la prima pagina è quella de Il Giorno, eccola qua, vediamo se riusciamo a fare uno zoom, diciamo che sia una mezza misura, no, riusciamo solo a fare questi zoom, o sono tutto o niente. Dov'è che è? Eccolo qua, l'ultima rissa, dicevamo, è sull'antifascismo. La russa accende di nuovo lo scontro, nella Costituzione non se ne parla, intanto PD e costituzionalisti lo sconfessano. Premier irritata, il Presidente del Senato dice che andrà a Praga il 25 aprile, omaggio all'anticomunista di Amparac, la Meloni convoca un Consiglio dei Ministri sul lavoro il 1° maggio, questa è la situazione della querelle sul 25 aprile. Abbiamo poi faccende locali, ad esempio a Lodi le indagini su un omicidio, l'omicidio di Antonio Novati, un killer, 10 coltellate, il giallo del commercialista ucciso e spostato in auto. E a centropagina invece è una storia che ci arriva da Pisa, colpita con una spranga forse da un paziente, è la disavventura
di una psichiatra che è stata aggredita in ospedale, ora è grave, in prognosi riservata, e insomma anche qui i rischi che si corrono in professioni che in realtà dovrebbero averne di meno rispetto ad altre, ma che invece, essendo a contatto con il disagio, poi rischiano per l'appunto di subire conseguenze di questo tipo. Andiamo ad altri veloci flash locali. Un'indagine a Milano palpeggia paziente durante la seduta, fisioterapista ai domiciliari. E ancora mancano 90.000 posti auto, il piano del comune, siamo sempre a Milano. E badante uccisa, in stato di fermo il coinquilino, qui siamo a Scaldasole. Fondo pagina abbiamo le storie che vi abbiamo già raccontato, cioè Sudan e la preside arrestata. Aggiungiamo anche un'altra faccenda che racconta molto bene i tempi che stiamo vivendo, ossia il social network Twitter, a cui sono iscritti, ed è un po', diciamo, la tribuna da cui parlano i grandi della terra, le persone più importanti. Ha messo a pagamento la cosiddetta spunta blu, lo dico a chi proprio non ne avesse, beato lui, idea. Si tratta di una, diciamo, autentica del proprio nome che viene certificata dal social network, cioè se io mi iscrivo a Twitter come Marco Pinti senza la spunta blu, potreste tutti avere l'idea che magari, chi ne sa, magari non è davvero lui, magari non è l'account ufficiale. Se invece metto Radio Libertà con la spunta blu, in quel caso siete sicuri che è davvero l'account di Radio Libertà. Questa cosa prima era gratuita, adesso è diventata a pagamento, e per ragioni, diciamo, più isteriche che diciamo commerciali, perché il canone è veramente a costo abbordabile, alcuni grandi della terra non hanno sottoscritto questo abbonamento. Insomma, è stata, tanto per cambiare, occasione di polemica, e il proprietario di Twitter ovviamente non ha fatto passi indietro, quindi chi vuole la spunta blu l'ha pagata. Però Twitter ha diciamo sostituito il pagamento, cioè tolto l'obbligo di pagamento per alcune grandi personalità. E qui si vede, perché vi dico è un segno dei tempi ed è il motivo per cui mi fermo, perché questi grandi imprenditori dell'economia digitale fanno delle eccezioni, cioè regalano la spunta blu a Stephen King o a dei giocatori dell'NBA, ma non l'hanno regalata, non hanno pensato di regalare la spunta blu al Papa. E questo direi che la dice lunga, no, sui tempi in cui viviamo. Poi c'è chi ci legge malizia, satanismo, no, ma secondo me non c'è niente di tutto ciò, semplicemente la dimensione religiosa, soprattutto quella cattolica, è in grandissima crisi ed è uscita dalla coscienza della classe dirigente planetaria, cioè non è più un elemento che viene tenuto in considerazione. Ma ci torneremo, adesso però andiamo avanti con le prime pagine. Il Mattino di Napoli: nord-sud divari in aumento, lo stop da un nuovo rapporto dello Svimez, il sovranismo regionale è dannoso. Intanto il PNRR si accelera, in arrivo la terza tranche da Bruxelles, ottimismo sui progetti sospesi. Anche qui si annuncia sul Mattino il cuneo fiscale, taglio il 1° maggio, giù fino al 4% il costo del lavoro per i redditi sotto i 35.000 euro. Ancora abbiamo un'analisi di la strategia di Pechino per il dominio delle valute. A centropagina, proprio a Napoli, siamo sul Mattino, d'altronde il ministro San Giuliani e il sindaco Fredi che si trovano appunto a Parigi. Arte e libri, missione Napoli a Parigi. Ancora il governatore Campania De Luca: mano tesa sui migranti, serve un patto bipartisan, no al commissario per l'emergenza dalla Campania. Così il governatore apre all'esecutivo 3 punti comuni, il tema non è di destra o di sinistra. Intanto un forum a Napoli che riguarda appunto i beni confiscati alla delinquenza organizzata. Piantedosi annuncia in 3 anni cresciuti del 131%. Questa è diciamo la fotografia anche della lotta alla mafia, ma ovviamente anche la fotografia della capacità di infiltrazione, no, che ha la mafia nel nostro paese, perché
così tanto confiscato ci fa purtroppo temere che sia la punta di un iceberg che scopriremo, chi lo sa, forse nei prossimi anni, decenni, se non secoli. Andiamo al tempo, c'è chi suona e chi lavora. Consiglio dei Ministri o concertone, questo è il codice binario che ci propone il tempo. Meloni sceglie il 1° maggio per il Consiglio dei Ministri che rivoluzionerà l'impiego. Tra le misure del decreto un ulteriore taglio al cuneo fiscale, contratti a termine e pensioni. E ancora il reddito si dividerà in 3 e chi lo perde avrà almeno 350 euro al mese. A centropagina vi dicevamo appunto la querel di Twitter, Musk toglie la spunta blu pure al Papa perché non paga il simbolo su Twitter. La vignetta di Osho, insomma c'è Elon Musk, il patron di Twitter, che parla con un collaboratore, il collaboratore gli dice: ma visto che dovevo annarlo su, non è meglio tenessero buono questo? Nel senso che richiama insomma dimensioni ulteriori. Intanto si parla di Salvini sulla Prima del Tempo perché il ministro è a capo della task force creata per l'emergenza siccità e la crisi idrica, appunto nelle mani di Salvini. Questo è il titolo del Tempo. Abbiamo molti altri occhielli sulla Prima del Tempo, ne scegliamo uno che non è trattato dagli altri ma che è molto importante: ambulanti, concessioni prorogate, in 12.000 esultano tra banchi e camion bar, licenze valide 12 anni. Ecco, questo è il tipico esempio di qualcosa che ha a che fare con la vita reale, direi di tutti, perché sia degli addetti ai lavori sia di coloro che al mercato, inteso il mercato rionale, ci vanno. Ecco, una notizia che si trova onor del merito solo su Il Tempo. Andiamo ora a vedere allora la stampa, scusate, devo fare un piccolo balletto anche qui perché la Stampa aderisce alla giornata della Terra e questo fa ovviamente onore alla Stampa, ma aderendo alla giornata della Terra la sua prima vera pagina, mi scuseranno per questo diciamo contrattempo, ma almeno ci capiamo, la vera prima pagina della Stampa non è quella che vi avrei dovuto leggere, che è quella diciamo dedicata appunto alla sensibilizzazione ambientale, tema nobilissimo, ma che non è diciamo la prima pagina che fa da conto delle notizie di questa mattina. Quindi noi andiamo a vedere la prima pagina ordinaria, eccola qua, con una notizia insomma che ha una certa rilevanza. L'Italia non spenderà tutti i fondi del PNRR, a dirlo è il ministro Crosetto. Meglio prendere solo i soldi che possiamo investire. Meloni annuncia il decreto 1° maggio, taglio al cuneo e contratti più flessibili. Sempre sulla Stampa, Leonardo, intesa come l'azienda, con Cingolani la guerra diventa cyber. E poi da non perdere, anche se non so se avremo tempo di parlarne in questa nostra mattinata insieme, ma è la querel sul caso Giletti, la trasmissione che come sapete è stata sospesa e per contatti con i mafiosi, insomma, crea, ecco, magari dedico proprio anche qui solo una sottolineatura, se ne parla sulla Stampa con un articolo di Artico De Aglio, Giletti, Graviano e i misteri berlusconiani. Ok, andiamo a capire tutto quello che volete, ma il punto è, chiunque sia il giornalista, se fa il giornalista e lo vuole fare con l'intento di Giletti, cioè di raccontare dei retroscena, deve per forza avere delle fonti che portino delle informazioni anche da mondi oscuri, altrimenti non può raccontarle. Ecco, se stessimo parlando di Giletti che aveva delle informazioni e le tratteneva per sé in una cassaforte di cui non parlava nessuno, allora sarebbe insomma un accumulatore seriale di veleni di Stato, ma visto che più o meno tutto quello di cui si parla lo abbiamo visto in televisione, farne una colpa al giornalista è qualcosa che ci dovrebbe far riflettere quando sentiamo da qualche paese del mondo giornalista scomodo, arrestato, censurato. Ecco, insomma, non è che possiamo fare la predica a nessuno. Chiusa questa parentesi, restiamo sulla Stampa, abbiamo un duo
di personaggi che svelano insomma un po' la loro intimità. Sono Valentino Rossi e Giovanotti, Valentino Rossi cresciuto, io, i miei figli e i social, dall'altra parte invece un giovanotto che apparentemente non è mai cresciuto, ma nel senso ovviamente più solare del termine. Stiamo parlando di Giovanotti, che racconta la sua odissea in bicicletta sulle strade dell'Amazzonia. Abbiamo poi tanti commenti che ci riportano al tema della politica e alla querelle sul 25 aprile, che sinceramente ve li risparmio perché potete andarli a vedere. Insomma, è più interessante probabilmente raccontarvi anche qui delle faccende che riguardano la decisione dell'AIFA, come abbiamo detto, la pillola gratis per tutte le donne per quanto riguarda gli anticoncezionali. Insomma, quelli comunque la si pensi sono elementi che riportano alla vita vera di tutti, ecco, mentre la querelle del 25 aprile, con tutto il rispetto, la lasciamo a chi preferisce occuparsi di storia e di faccende che insomma hanno poca attinenza con il mondo che incontriamo nel 2023. Andiamo alla Verità e a Libero. Partiamo dalla Verità. La cresta sulle mascherine del socio dell'uomo di Zingaretti. In piena pandemia a un fornitore della regione è stato chiesto di cedere mascherine a 50 centesimi l'una al sodale del capo della protezione civile. Questi li avrebbe poi rivenduti all'ente guidato da Zingaretti per 82 centesimi l'una. In questo modo il Lazio non ha solo buttato quasi 12 milioni di euro, ma c'è anche questa cresta. Centropagina: arrestata l'antimafia, la preside fatta cavaliere da Presidente della Repubblica per la sua lotta alle cosche è finita in carcere perché rubava cibo, PC e tablet destinati agli studenti. È solo l'ultima di una lunga serie. Abbiamo poi l'editoriale di Belpietro che torna appunto sul Covid e la necessità del lavoro e della commissione d'inchiesta. Capezzone che invece diciamo, commenta le parole di Mattarella definendole scivolose. Mattarella scambia l'Italia con una vaga idea di italianità. Francesco Borgonovo parla del solito 25 aprile, fascisti, l'anatema contro il pensiero libero. E invece in secondo piano, ma con una certa evidenza, il calcio, ma il calcio non quello giocato, quello finanziato. Il Milan si regge sui soldi nel paradiso fiscale. 2 fondi di Elliott con sede alle Cayman e in Delaware garantiscono una bella fetta del debito dei rossoneri. La fideiussione, fatta pochi giorni prima della vendita, fa crescere dubbi. Ieri perquisizioni Lussemburgo. Da notare anche l'inchiesta su cui torneremo per la fuga di Us, del figlio dell'oligarca russo. Il rapporto tra Mosca e Belgrado corre sui miliardi del mirabolante Solak. Se non fosse tutto vero, ci scapperebbe un film di spionaggio. Andiamo a Libero, ne parlavamo poco prima. Caos, la 7, pure Mentana fugge da Giletti, salta la trasmissione prevista domani e Giletti dice io non posso partecipare. Questa è una situazione insomma che ci racconta anche Libero. Abbiamo poi 2 articoli di Senaldi che sostiene che la Russa abbia ragione quando dice che la Costituzione non parla di antifascismo, e Feltri invece ricorda che proprio gli ex fascisti parteciparono all'assemblea costituente e quindi sono a tutti gli effetti dei padri costituenti. 1 maggio cambia il lavoro. Questo invece ci riporta sulle materie che vi abbiamo già accennato, insomma le materie sociali del prossimo CDM. E poi un'altra notizia che viene ripartita anche qui: il siriano fermato in Sicilia, scusate, sceso dal barcone e arrestato per terrorismo. Abbiamo ancora la querelle sulla sostituzione etnica, lo dice l'ONU. Anche qui insomma avremo certamente di che andare a guardare, cercando ovviamente di non aggrapparci all'isteria delle formule, ma cercando di andare a vedere da dove nascono anche certe espressioni che possono essere e sono evidentemente esagerate e figlie anche dell'epoca in cui viviamo, che però insomma se hanno una presa e fanno discutere è spesso perché hanno
una doppia natura. Da una parte hanno un certo evidentissimo sensazionalismo, dall'altra parte invece hanno anche si direbbe un fondo di verità, però non è quello, forse un po' troppo, ecco, però hanno sicuramente una sensazione, un'emozione alla base, un'emozione che le giustifica quantomeno nella loro esistenza, cioè non vengono dal nulla, vengono da qualcosa che è nella carne del paese, è nella pancia, nei pensieri e nelle sensazioni del paese in questo strano tramonto d'epoca. Ma noi invece facciamo tramontare solo il nostro breve blocco, una pausa e poi torniamo con gli approfondimenti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica è in deciso rinforzo sull'Italia e ciò garantirà un inizio di weekend stabile e decisamente soleggiato. Nella prima parte della giornata cieli sereni un poco nuvolosi praticamente su tutto il nostro paese senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio le cose non cambieranno di molto, anche se avremo più nubi al nord-ovest e sui rilievi appenninici centro-meridionali con fenomeni peraltro piuttosto rari. Ulteriore aumento termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
E la linea torna a Marco Pinti. E con Fred Buscaglione torniamo in onda, grazie a Federico in regia. 8:37, chiudiamo velocemente la nostra panoramica delle prime pagine con il Quotidiano di Sicilia, che vi vado a dire come titola: carceri che scoppiano, rieducazione impossibile, oltre 5.000 detenuti in più rispetto alla capienza dei penitenziari. Il sottosegretario leghista Ostellari: servono più spazi e personale, il reato di tortura non si tocca, ma occorre garantire gli agenti contro inutili incriminazioni. E il garante Palma dice: detenzione solo per chi ha un forte profilo delinquenziale. Anche qui il coraggio che ha questo quotidiano di aprire una pagina che meriterebbe non una trasmissione, forse una radio intera, perché ovviamente è una pagina molto più complessa di quanto si pensi. Noi però ovviamente dobbiamo fare altro questa mattina, dobbiamo entrare nella carne viva della cronaca e lo facciamo con una scelta precisa che vi comunico, e spero di trovare la vera approvazione almeno della gran parte di voi. Chi non è d'accordo comunque ci segua, perché una delle poche volte che sono sicuro di dirvela giusta. Tutta la polemica sul 25 aprile noi la saltiamo come se non ci fosse. Questa è un'operazione di igiene mentale che fa bene alla salute di tutti, e per evitare, insomma, la furbizia di dribblare questo tema, volevo condividere con voi il modo in cui io sono guarito dalla polemica sul 25 aprile. È una fortuna che mi è capitata, perché sono guarito per ragioni biografiche, non per un'opinione, non perché ho letto un libro, perché ho scoperto la storia dei miei nonni. Due dei miei nonni paterni, adesso la voglio condividere con voi per portarvi nel punto di vista dove ho capito che questa storia non ha senso, cioè proprio è su un binario morto. Ecco, questo è il termine giusto. Questa faccenda è su un binario morto, mentre il binario dei miei nonni paradossalmente è ancora vivo. Ve la racconto brevemente, e così capite come ho fatto a guarire, e io vi do il permesso di adottare i miei nonni, se vi aiuta a guardare questa faccenda e a liberarvi a vostra volta. Mio nonno Arnaldo durante la guerra era un tecnico specializzato della 10ª MAS, sul Lago Maggiore, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. 10ª MAS, per chi non lo sapesse, erano insomma il corpo d'élite della Repubblica Sociale a fianco dei nazisti, insomma, quelli che facevano anche i rastrellamenti. Hanno una storia molto più nobile di questa, ma l'ultima parte della loro esperienza militare è stata quella dei rastrellamenti, insomma, della guerra partigiana combattuta dal lato fascista. E mio nonno era un meccanico specializzato della 10ª MAS, uno che dava del tu, se non a Unio Valerio Borghese, quantomeno ai suoi luogotenenti, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Negli stessi giorni, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, c'era quella che non sapeva ancora che sarebbe diventata mia nonna e faceva la staffetta partigiana, che detta così uno dice: cosa ti immagini? La staffetta partigiana, no? È una che va in bicicletta e porta dei messaggi, e no, è un po' più pericoloso. Lei faceva questa roba che è molto semplice ma eroica. Quando un partigiano doveva passare il lago, lei faceva la finta fidanzata del partigiano, e quindi insomma è una cosa rischiosa ovunque, ma in una piccola città come Arona, dove più o meno tutti si conoscono, fare la finta fidanzata ogni volta di un uomo diverso, beh, insomma, qualche rischio te lo prendi, salire sul battello, distrarre il tedesco raccontandogli qualche stupidaggine in modo tale che non si accorga che c'è qualcosa di strano, non si accorga di quanto è nervoso il partigiano che c'è di fianco, che fa finta di essere fidanzato, intanto in una traversata del lago fuma 17 sigarette, gli trema la mano. Insomma, questa era la staffetta partigiana che ha fatto mia nonna per tutta la guerra. Finita la guerra, appena finita la guerra, si ritrovano tutti e due per qualche ragione nello stesso scompartimento di un treno che da Sesto Calende porta a Milano, e iniziano a parlare. Adesso ve la faccio breve, però iniziano a parlare, no? Si conoscono così.
il treno arrivava in stazione centrale, loro fanno tutto il viaggio a parlare, scendono in stazione centrale e ognuno dei due si dimentica l'appuntamento che aveva. Mio nonno era fidanzato con un'americana, peraltro, quindi insomma aveva anche un'americana nel 46 che gli prometteva di andare a vivere in America, insomma aveva un suo spiraglio di uscita, no? da quelle macerie. Mia nonna comunque aveva un sacco di cose a cui pensare, si prendeva cura del figlio del fratello, insomma immaginate due persone che non erano proprio due ragazzini, avevano già una trentina d'anni, e arrivati alla stazione centrale si mettono a parlare e la leggenda di famiglia dice che questi si mettono a parlare tutto il pomeriggio e poi resteranno insieme tutta la vita. Insomma. Ecco, quello che ho pensato è che quel pomeriggio lì, dal Sesto Calende alla stazione centrale, poi nel bar della stazione centrale, sono stati insieme 10 ore, avranno sicuramente parlato del tempo, dei libri, di quello che a ognuno piace, insomma si saranno voluti conoscere, però in 10 ore mia nonna avrà chiesto a mio nonno: ma durante la guerra tu cosa hai fatto? E mio nonno avrà chiesto a mio nonno: ma tu durante la guerra che cosa hai fatto? E quindi così un meccanico aggregato organico della 10ª MAS si è sposato con una staffetta partigiana e questo ci fa capire che se l'antifascismo, il 25 aprile non era un problema per i miei nonni, non può essere un problema per me sicuramente, ma per nessuno nel 2023. Spero che questa piccola storiella zen aiuti qualcuno che invece ancora ha delle incrostazioni in questo conflitto, questo falso conflitto, davvero da notte horror. Ecco, spero che vi aiuti a liberarvi come ha aiutato il sottoscritto. Noi ora invece torniamo alla cronaca dei giornali, andiamo in una parte, se volete, più cioè meno appassionante forse, perché qui sai si parla di guerra, di tragedie eccetera, invece parlare del prossimo Consiglio dei Ministri posso capire che sia meno, diciamo, interessante, però è diciamo più importante capire cosa sta per succedere, qual è la linea che viene seguita dal governo. Lavoro, la mossa di Meloni, taglio del cuneo il 1° maggio. Fissato il Consiglio dei Ministri, la Presidente dice PNRR, non perdere un solo euro, e sul MES parliamone. Come vedete, su queste spigolature si gioca quello che appare essere come una faglia, una piccola faglia all'interno del governo. PNRR, non perdere un solo euro, fa certamente da contrasto a il ministro dello stesso governo di Fratelli d'Italia, dello stesso partito, Crosetto, che invece dice alcuni soldi non riusciremo a spenderli, è una cosa che ha detto anche Fitto, per intenderci, e sul MES Crosetto si dice contrario, mentre Giorgia Meloni dice parliamone. Sono dettagli, sfumature, però sicuramente su questo potete immaginare che corra davvero un filo di dibattito molto acceso all'interno del governo. Andiamo a vedere questo articolo del Corriere che ci dà conto, diciamo, di queste sensibilità, con la consueta tara. Ecco, non è un'intervista diretta, quindi è una serie di dichiarazioni, di retroscena, insomma, è un lavoro, un pastone giornalistico che ha un'attendibilità che non dipende neanche dalla stessa buona fede del giornalista, però insomma un po' una previsione del tempo, prendiamolo per quello che è, però trovandosi insomma sul Corriere e da un addetto ai lavori molto inserito e sicuramente non vicino agli ambienti del governo dal punto di vista culturale, ci aiuta a illuminare questa faccenda da un lato ruvido ma forse utile. Non perdere nemmeno un euro dei 191 miliardi di finanziamenti dell'Unione Europea per il PNRR. E sul MES si può discutere se il vecchio Fondo Europeo Salva Stati prende la veste di uno strumento per la crescita. Questi sono alcuni dei messaggi che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato ieri a Bruxelles attraverso una lunga intervista al direttore del quotidiano Il Foglio Claudio Gerasa. Messaggi che partono mentre il governo è tuttora impegnato in una complessa trattativa con la Commissione Europea, dove la Premier proverà a utilizzare tutte le carte a disposizione per ottenere il massimo risultato. Non è un mistero che, per esempio, il fatto che l'Italia sia l'unico paese a non aver ancora ratificato il nuovo trattato sul MES è messo in relazione con il mancato sblocco, ad oggi, della terza rata del PNRR, pari a
19 miliardi relativa agli obiettivi del secondo semestre 2022, che il governo Meloni sostiene di aver pienamente centrato e sui quali sono invece ancora in corso le verifiche da parte di Bruxelles. Sul fronte interno, invece, la Presidente del Consiglio ha annunciato ieri con un colpo ad effetto la convocazione per il 1° maggio, festa del lavoro, di una riunione del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di provvedimenti in materia di lavoro e politiche sociali. In pratica, le norme che per decreto legge dovrebbero da un lato rafforzare il taglio del cuneo fiscale sulle retribuzioni fino a 35.000 euro lordi, con un vantaggio in busta paga che nella seconda parte dell'anno potrebbe raddoppiare rispetto a quello già ottenuto nella prima parte, e dall'altro tagliare il reddito di cittadinanza, in particolare per i cosiddetti occupabili, che al massimo potrebbero prendere 350 euro al mese per non più di 12 mesi non ripetibili, sempre che le ultime modifiche in corso alla bozza non inaspriscano ancora di più la stretta. Nel decretone lavoro dovrebbero entrare anche norme per facilitare le assunzioni con contratti a termine, rimuovendo parte dei vincoli previsti dal decreto dignità voluto, anche questo, come il reddito, dai 5 Stelle del governo Conte 1. Tornando all'intervista, Meloni assicura che la priorità sul piano nazionale di ripresa e resilienza è non perdere soldi. Il PNRR lo abbiamo, questa è la Meloni che parla, ereditato dai governi precedenti, e il tentativo di mettere sulle spalle del mio esecutivo il peso di scelte sbagliate e ritardi ha il fiato corto. Gli italiani sanno benissimo come stanno le cose. La Premier torna quindi sul problema del crollo delle nascite, affermando che la glaciazione demografica nella quale stiamo vivendo mette a rischio la nostra nazione. Di qui i progetti del governo per una forte detassazione a favore delle famiglie con figli. Poi, di nuovo un messaggio indirizzato a Bruxelles, questa volta sulla riforma del patto di stabilità, cioè le regole per la gestione dei bilanci nazionali. Il patto deve essere dinamico, flessibile, dare la possibilità di liberare il potenziale di ogni nazione. Per questo, aggiunge, dovremmo ragionare di escludere alcuni investimenti, quella per la transizione ecologica e digitale, ma anche quelli per la difesa, dal computo del debito. E la transizione ambientale dovrà essere graduale, senza rischiosi balzi in avanti. Infine, la conferma che in materia di energia il governo non ha nessuna preclusione sul nucleare, dove l'Italia è sempre stata all'avanguardia. Abbiamo scelto questo articolo, ripeto, non perché sia il Vangelo, ma perché, come avrete, mi auguro, apprezzato, riesce nel giro di poche colonne a diciamo renderci conto di tutto lo scenario della politica interna, cioè cosa bolle nel campo governativo. Sono un po' queste le faglie del momento, cioè interventi a favore della natalità con una detassazione molto forte e un intervento a favore delle fasce sociali che in questo momento sono a maggior rischio scivolamento nella povertà tramite il cosiddetto famigerato taglio del cuneo fiscale, che ha un nome bruttissimo, poi come sapete vuol dire più soldi in busta paga sostanzialmente, no? Che sullo stipendio di chi è sotto i 35.000 euro di reddito, quindi una soglia che non è proprio bassissima, insomma comincia a essere una soglia da classe quasi, non diciamo classe media, però siamo lì, insomma, dai, da piccola borghesia si sarebbe detto una volta, ecco, microscopica borghesia se volete, però insomma non proprio da indigenza, vuol dire dare un po' di fiato a quella parte di economia che ovviamente sta soffrendo maggiormente il rincaro dei prezzi e tutto quello che non sto a dirvi perché immagino lo sperimentiate come sottoscritto ogni volta che andate a vedere i prezzi nei supermercati e non solo. Andiamo ora invece a dare un'occhiata agli esteri, perché gli esteri, come sapete, in Italia funzionano un po' a mode, perché si parla o solo di Ucraina, adesso solo di Sudan, però Russia e Sudan, siamo sulla stampa di Torino, che da sempre ha, diciamo, una pagina degli esteri di grande qualità. E sulla Russia e sul Sudan si giocano due partite in realtà molto intrecciate.
partiamo, prima le colleghiamo, poi andiamo a vedere un po' questa e un po' quella. Le partite sono collegate perché la milizia che sta tentando un colpo di Stato in Sudan è una milizia che è stata addestrata dalla Wagner, e fin qui voi direte, beh, è un po' una roba da guerra fredda, no? L'Occidente sta col governo e i russi stanno cercando di destabilizzarlo. Questo è quello che sta accadendo. Quello che però è accaduto un attimo prima era che in Sudan diciamo, queste due milizie avevano una mescolanza di amici che era più trasversale. Nel caso di specie l'Italia poi è in primissimo piano perché questa milizia che è insorta era una delle milizie su cui la comunità internazionale tutta, dagli Stati Uniti alla Russia, contavano per puntellare una pace equilibrata finalmente in Sudan dopo tanti anni. Quindi anche l'Italia ha addestrato questa milizia con compiti di polizia e quindi anche di repressione, perché addestrazione non è solo addestrare a dirigere il traffico, vuol dire anche addestrare a delle tipi di indagini, tipi di interventi, insomma. E questa milizia, insomma, purtroppo questo è poi, ecco, però è stata addestrata anche dagli iraniani, e questo è un fatto che ci aiuta a capire come superati gli schemi binari, Russia o non Russia, sul campo le faccende siano purtroppo molto più intricate. Andiamo velocemente sulla Russia. Russia fuoco amico, ieri è successa questa difficile da spiegare, questo danno collaterale dell'aviazione russa, perché un militare di Mosca ha bombardato per errore la città russa, la città di Belgorod. Interessante che Medvedev, cioè avete capito qual è, no? Il primo ministro, insomma, Dmitry Medvedev, io non riesco a dirlo, perdonatemi, se la sia presa ancora una volta con Londra. A questo punto noi possiamo fare molte supposizioni, però certamente sono due cose strane. Da una parte avrete letto il bagliore su Kiev, sulla città di Kiev, che illumina per un attimo la città di Kiev a giorno, e si era pensato a un satellite della NASA, ma ovviamente la NASA poi ha negato la caduta di un satellite, e però la versione ufficiale parla di un meteorite, ma un meteorite non fa quel mestiere lì, insomma. Quindi una cosa strana è successa a Kiev e subito dopo una cosa strana è successa alla Russia, perché non è normale che un aereo nel 2023 sbagli città. Credo che anche un pilota molto distratto non possa più sbagliare la città per via del computer che mappa il territorio mentre si è in volo. Quindi due cose strane. Io le segnalo, le evidenzio, ognuno ci può fare le sue speculazioni, purtroppo non possiamo sapere cosa è successo perché, come si sa, la nebbia di guerra, così si chiama, no? Quando c'è una guerra, per tornare in Lombardia si dice più se val che terra, cioè quando c'è la guerra le bugie sono più della stessa terra che camminiamo. Andiamo invece a vedere la polveriera del Sudan, dove a raccontarci quello che sta accadendo, a inquadrarlo è niente poco di meno che Domenico Quirico, una delle migliori firme della politica estera italiana. Già 600 morti negli scontri, l'Italia prepara l'evacuazione dei 200 connazionali. Il contributo della Wagner potrebbe risultare decisivo e intanto incombe l'ombra della Jihad. Leggiamo l'attacco di questo articolo di Domenico Quirico. Sapete com'è? Tutte le storie hanno un inizio. Qui in Sudan l'inizio e la fine si chiama AK-47, perché questa è una delle terre del Kalashnikov dove grava il diminuito rispetto della vita e dell'individuo che le guerre portano con sé, come portano la peste. Guardate come lo stringono i famigerati malfattori della battaglia di Khartoum, dove i morti contati sono già più di 600, tra cui un cittadino americano, e questo forse sarà quello che farà la differenza. L'Italia intanto prepara l'evacuazione dei 200 connazionali e lo stesso fanno gli USA e gli altri paesi europei. Dalle zone bombardate si alza un fumo nero, tremulo e vegetale, lo levano in aria, il loro fucile d'assalto lo maneggiano a raffica, non se ne separano mai, segno di forza e garanzia di sopravvivenza, potere e modernità, amuleto e salvezza, correttivo miracoloso alla paura che, per chi è privo di tempo e di storia come costoro, è spavento senza nome, terrore perpetuo e buio. Unico correttivo alla sciagura di essere nati in un luogo dove il destino
non sembra offrirti possibilità e puoi giocare ogni giorno una sola carta per sopravvivere, perché non buttare via la malloda, la zappa con cui puoi far crescere un po' di sorgo, di mais? La terra è deserto o non è molto fertile e non ci sono aratri, trattori, sementi, concimi. Meglio affidarsi agli aiuti internazionali, un sacco di farina prima o poi arriva sempre. Il meccanismo funziona, lo conosco, tu attendi il cibo in qualche campo di rifugiati, non dai fastidio al governo del nord o del sud, che continua i suoi traffici, la corruzione, le guerre private. I bianchi perfezionano anche loro gli affari petroliferi e minerali e con l'elemosina si salvano l'anima. Ho una bellissima, intanto sottofondo ho come un gracchio di una interferenza che mi piace perché è molto romantica. Ci sono problemi tecnici e cerchiamo subito di risolverli e poi torniamo con la rassegna stampa.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Di nuovo in onda con la rassegna stampa di Marco Pinti. Siamo tornati, eccoci qua, l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo avuto qualche interruzione dovuta agli hacker russi che ovviamente non volevano raccontassimo la verità di quello che succede in Sudan. Se però volete tornare su quell'articolo, lo trovate sul quotidiano La Stampa a firma Domenico Quirico. Insomma, come sanno gli aficionados della rassegna stampa, poi ognuno, questa è la parte soggettiva della rassegna stampa, ognuno si fida dei giornalisti di cui si fida. Ecco, io sono arrivato a questa cosa, questa idea, più che guardare le testate e cose, e se una testata è vicina o non è vicina culturalmente a come la penso io, che anzi me frega proprio niente, dopo un po' di tempo ognuno si fa la sua redazione, non so se mi sono spiegato. Quindi sugli esteri, ecco, nella Gazzetta del Pinti, sugli esteri, Domenico Quirico è quello che secondo me li racconta con più equilibrio tra fatti, opinione e anche vissuto personale, perché è forse uno dei più esperti nel nostro paese, insomma. E ha raccontato, lo potete andare a ripescare, questo Sudan in fiamme, a cui aggiungiamo, non abbiamo avuto tempo per via della interruzione di poco fa, il problema dell'evacuazione degli occidentali, che ovviamente sarà un problema politico, diplomatico, ma anche organizzativo, se mi permettete questo aggettivo, cioè organizzativo, logistico, ecco, ma logistico nel senso più drammatico del termine, quindi speriamo che tutto vada per il meglio. Poi ovviamente non solo per gli europei, con i quali abbiamo così un immediato riconoscimento prepolitico, perché ci assomigliano, perché sono in qualche modo parte della nostra civiltà, ma
ricordiamoci anche poi di chi rimane, ma qui la faremmo lunga e non abbiamo tempo. Ognuno, spero, insomma, queste 4 riflessioni possano portare ognuno a pensare quello che bisognerebbe fare in queste crisi internazionali così dimenticate come oggi è il Sudan, ma come anche sempre oggi è ad esempio la Somalia, come è stato fino a poco tempo fa, fino al cessate il fuoco, la guerra civile tra il Tigrini e il governo etiope, come tanti altri conflitti che sono in corso in Africa e non solo. Ma noi ora invece andiamo su faccende che ricordano altri e ben più lieti, se vogliamo, panorami, perché andiamo a vedere un sondaggio che oggi viene pubblicato da Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Anche qui, diciamo, nella mia scelta dei sondaggisti, Pagnoncelli è diciamo, uno di cui vado ad ascoltare le analisi proprio perché so che non sono mai tenere nei confronti della Lega, per intenderci, essendo quella la mia affiliazione. Quindi quando vado a cercarmi un sondaggista, io vado a cercarmi un sondaggista che mi tiri giù il morale, non uno che me lo tiri su. Anche qui è una scelta un po' masochistica. Io sono milanista, ammetto che però questa scelta è un po' da interista, ecco. Altri invece fanno scelte più ballerine alla Juventus, 15 punti su, 15 punti giù, ognuno cerca quello che vuole, insomma. Sul Corriere della Sera oggi Pagnoncelli fa una rapida, diciamo, fotografia delle intenzioni di voto, ma che ora vi snocciolo, non temete. Partiamo, anzi, ve le snocciolo subito, poi vi do, se può essere utile, una piccola istruzione da addetto ai lavori. Intenzioni di voto: Fratelli d'Italia 29, Lega 8, Forza Italia 8, Noi Moderati 1 e 3, Partito Democratico 20,7, AVS Reti Civiche 3,3, più Europa con Bonino 2,3, Movimento 5 Stelle 16,5, Azione Italia Viva 5,2, Paragone 1,6, Unione Popolare 1,3, Democrazia Sovrana Popolare 1,2, altre liste 1,6. Ve l'ho dato un po' come 90° minuto. Se vi siete persi qualche numero non è secondo me importante, perché è importante quando si guarda un sondaggio saperlo leggere. Io ho avuto la fortuna di farmelo spiegare i sondaggi da tanti sondaggisti e mi fa piacere condividere con voi questo modo di leggere i sondaggi. Quando i sondaggi non si muovono, cioè se voi guardate dall'inizio dell'anno ma anche da prima, insomma, dalle politiche del 22, c'è un movimento minimo nel consenso. Fratelli d'Italia cresce di 3 punti ma è al governo. Gli altri partiti, tutti, sono lì dove li abbiamo lasciati il 25 settembre scorso, più o meno tutti, poi qualcuno ha perso un punto, qualcuno ne ha guadagnato uno. Qual è la chiave di lettura quando i movimenti sono così minimi? La chiave di lettura è che le intenzioni di voto fanno il censimento, in questo caso, delle tifoserie. Quindi la tifoseria che in questo momento ha più supporter è Fratelli d'Italia, i leghisti sono all'8, Forza Italia 8, ok, ci siamo intesi, no? Le tifoserie. Quali sono invece le parti che in una situazione bloccata come questa, dove non ci sono grandi flussi di consenso che si spostano, dov'è interessante, dov'è la gente vera, cosa pensa la gente vera? La gente vera non pensa a chi voterebbe perché non ci sono elezioni, quindi non sta pensando a quello, no? Come non penso alla lista della spesa se ho il frigorifero pieno, non è che metto di dire però poi comprerò di nuovo le uova quando finirà, no, le comprerò se finiranno. Però che cosa pensa la gente lo troviamo sul gradimento del governo e del Presidente del Consiglio, quello è, e sul gradimento dei leader di partito. Ad esempio è molto interessante che Elly Schlein sia seconda come gradimento dei leader di partito. In questo momento è prima Giorgia Meloni con un 40 e rotti per cento, seconda è Elly Schlein col 33%, quindi ben più, diciamo, della sua tifoseria, e poi insomma segue Giuseppe Conte al 32%, Berlusconi al 30% e Matteo Salvini al 29%. Ecco, immaginate insomma, questo 29% di persone che dicono guarda, Salvini è bravo, Ecco, questo è l'elemento in cui troviamo
troviamo il vero pensiero del cittadino. Cioè, Salvini, la Schlein, Umbra, Conte, ragiona il cittadino quando non ci sono le elezioni molto sulle persone. E pensate, Maurizio Lupi, che non, gli auguro il meglio nella sua carriera politica, ma non credo sia un papabile premier al momento, però pensate, il suo consenso personale è del 22%. Non è poco, per essere Maurizio Lupi, insomma, una persona che non ha una grande visibilità politica e non ha mai avuto consensi importanti, però per darvi l'idea che è nell'inconscio collettivo ed viene considerato un leader che può dire la sua, insomma, uno su cui le persone hanno una buona opinione, come Calenda che è al 20, Fratoianni al 20, Renzi è l'ultimo in classifica, ma anche lui ha un 14, quindi ecco, vedete, Renzi è quello che, se vogliamo, si avvicina di più a questa faccenda. Qui però siamo, quando parliamo dei leader, non siamo più nelle tifoserie, ma siamo comunque in quelli che si interessano un po' di politica, no? Perché altrimenti uno non sa nemmeno chi sia Maurizio Lupi, eccetera. Se invece vogliamo leggere questo sondaggio andando sempre più in profondità, sempre più a cercare il cittadino medio che proprio non gli interessa niente, che dice ma guarda, la politica me ne frega niente, sapete quello lì? Ecco, quello lì non lo trovate né nel sondaggio delle liste né nel sondaggio dei leader, lo trovate forse nel gradimento del governo. Lo capite che qui si trova perché c'è un indicatore che diminuisce tantissimo. Se chiedete quale partito votereste, il 40%, cioè quasi 1 su 2 degli intervistati dice boh. Quindi lì vi rendete conto. Se invece chiedete secondo te il governo sta lavorando bene o male, quelli che non danno una risposta sono solo il 13%. E quindi le persone danno una risposta. In questo momento l'Italia è perfettamente spaccata a metà sul giudizio di questo governo. Il 44% dice che questo governo sta facendo bene, il 43%, quindi siamo pari, dice che sta facendo male. Questa è la situazione che riguarda il governo, che come fiducia complessiva, cioè la seconda domanda, no? La tua fiducia complessiva nel governo in questo momento è appena sopra la soglia del 50%, quindi è un governo che ha una sua popolarità. Nella seconda domanda. Nella prima è come giudichi le politiche del governo, bene o male, alcuni dicono bene, alcuni dicono male. Poi la seconda è più diretta e dice ma che hai fiducia in questo governo, sì o no? 51% alla fine dà un giudizio in cui dice sì. Mentre la Presidente del Consiglio, e questo è interessante, è molto più avanti del suo governo perché è al 46% di fiducia, mentre i voti negativi sono al 40%. Vedete, c'è proprio un piccolo scostamento che però ci fa capire che la Meloni è un personaggio che sta riuscendo a catalizzare, diciamo, una diffusa speranza che le cose possano migliorare. Poi ovviamente dentro questa frase, dentro questo personaggio, la Meloni, c'è anche tutta la coerenza della coalizione, c'è tutta una serie di fattori, però questa immagine in questa radio che ha da sempre avuto il piacere e l'onore di dedicarsi alla politica, mi sembrava interessante anche fare un passaggio su la fotografia del consenso politico prima di chiudere la nostra carrellata andando a vedere l'interno del quotidiano La Verità. All'interno del quotidiano La Verità, dove si trattano di moltissimi articoli, ma abbiamo una interessante focus sul caso US, cioè sulla uscita di scena, sulla fuga del magnate russo dall'Italia in barba a tutti i servizi di sicurezza, ma abbiamo soprattutto un'intervista al sociologo Marzio Barbagli, che è di estrazione di sinistra, e però dice: la mia sinistra non accetta la verità su migranti e criminalità. Il sociologo dice: mostrai che gli immigrati irregolari compiono un numero maggiore di piccoli reati, ma fui criticato anche perché sostenevo le politiche per la natalità.
quanto agli omosessuali sono il 3% della popolazione. Da uomo della strada le chiedo perché è rilevante occuparsi degli eunuchi oggi. Questa domanda non deve fuorviarvi, perché la domanda pone l'accento sulla storia degli eunuchi e il declino della violenza, che è il titolo dell'ultimo libro di Barbagli, che si è sempre dichiarato di sinistra, elettore del PD, insomma, quella roba lì, ecco. Barbagli risponde innanzitutto perché la storia degli eunuchi di 3000 anni prova la tendenza alla diminuzione della violenza. Inoltre, non definendosi né uomini né donne, mettono in discussione la concezione binaria dei generi. Considerando il lunghissimo periodo, sono un fenomeno che travalica gli schieramenti di destra e sinistra, che ha generato risposte diverse nelle diverse civiltà. Oggi in alcuni paesi, come Germania e Argentina, coloro che chiedono la nave terzo genere, sapete quella storia lì. Parliamo di un'ultranicchia, se non capisco male, e Barbagli dice che nel 1600 in Cina erano 100.000, no, nel 1600 insomma, e quindi insomma va a toccare tutta una serie di cose. Poi su questa che è, diciamo, qui si rischia sempre di finire sul lato carnale, no, delle vicende, ma in realtà poi questa eunuchi e violenza è un modo anche ruvido e quindi interessante di porre il tema di come diciamo così, la disidratazione del maschile nella propaganda o comunque nella pubblicità, nella cultura dominante, porta anche a una disidratazione degli impulsi violenti. Questo da una parte è un bene, dall'altra è un male, perché anche, diciamo, ogni anelito di migliorare le cose, ogni conflitto ha in sé, anche il più piccolo, un germe di violenza. Quindi questa disidratazione del maschile si può leggere in varie forme, ecco, non solo quella carnale che occupa. Volevo rassicurarvi solo l'inizio della intervista, che però non leggiamo tutta perché ci tenevo ad andare su un altro passaggio, quello che riguarda l'immigrazione, che è un saggio che è un saggio appunto di Barbagli, recentemente citato da Belpietro, in cui Barbagli per primo, alla fine degli anni 90, citava la relazione tra immigrazione e reati. E Barbagli conferma: parliamo principalmente di spaccio e reati contro il patrimonio. Di questo tipo di reati, non le rapine alle banche e gli uffici postali che richiedono organizzazione, gli immigrati irregolari ne commettevano un numero maggiore in rapporto alla loro presenza in Italia. E nell'ultima versione del libro ha aggiunto un altro elemento: gran parte degli omicidi degli immigrati colpisce appartenenti alla loro stessa comunità. Fatte queste precisazioni, un numero dell'8% di irregolari presenti commetteva il 40% di questi reati, ed è una tendenza che non è più valida ancora oggi. Dal 2007 a oggi il numero di omicidi degli immigrati irregolari è fortemente diminuito, e oggi l'Italia è il paese con il più basso tasso di omicidi dell'Unione Europea. Quindi c'era anche negli immigrati inizialmente una forte, diciamo, incidenza statistica dell'omicidio. Questa almeno è andata a scemare, ma non certo quella sulla delinquenza, diciamo, comune. Perché, come confessò Stefano Lorenzetto, queste ricerche le causarono le critiche di alcuni di esponenti di sinistra? E Barbagli risponde: perché pensavano che non fossero vere o perché non avevano letto il libro. Contrastava alcune credenze profonde, quasi come se gli immigrati irregolari fossero santi, ma quel libro mostrava che il loro comportamento è variato nella storia. Per esempio, nel primo Novecento negli USA e nell'Europa settentrionale non commettevano questi reati. Perché hanno iniziato a farlo? Qui c'è una lunga esatto, e poi andiamo a vedere un altro tema, che è il nodo sulla diversa sensibilità tra gli schieramenti sul tema sicurezza. Barbagli conferma che la destra è sensibile al rischio di essere vittima dei criminali, mentre la sinistra è attenta alle problematiche della criminalità organizzata, ma lo è meno per i reati contro il patrimonio. E per quanto riguarda invece la faccenda appunto che riguarda i reati minori, Barbagli va appunto a toccare anche qui un calo che però, insomma, ha radice dal 2019 a causa delle condizioni imposte dalla pandemia. Rapine, furti di appartamenti e borseggi registrano anch'essi un calo, nel senso qui la pandemia ovviamente ha un po' falsato le statistiche, bisogna andare a prenderle prima. Un campo sottoposto a interpretazioni. Poi va a toccare il tema della natalità
e Barbagli dice: lo abbiamo da tempo, è una tendenza che riguarda tutti i paesi occidentali, l'eccezione più significativa è costruita dalla Francia, che già nell'Ottocento favoriva la fecondità perché poche nascite, pochi soldati. E qui apprezzo le intenzioni di Giorgetti, pur rimanendo realista, cioè le intenzioni di Giorgetti, cioè di sostanzialmente andare a detassare la denatalità, per rimuovere gli ostacoli, come si dice, per gli ostacoli fiscali per la natalità. Stiamo andando a concludere la nostra chiacchierata di questa mattina, ma abbiamo ancora tempo per andare sulla prima pagina del Giornale, dove abbiamo anche qui un focus che riguarda dei dati che vengono, vediamo se li troviamo al più presto, però perché qua io li stiamo cercando, erano nella prima pagina, poi me li sono persi. Ovviamente quando cerchi una cosa di poco tempo non la trovi, queste sono le varie leggi di Murphy. Dov'è che era? Eccolo qua, 4 e 5, non ce lo trovavo perché era sotto il mio naso. Ecco, abbiamo i dati dell'INPS a proposito invece della faccenda migratoria. L'intervista è ad Alberto Brambilla, che è uno studioso che ha letto e illuminato gli ultimi dati dell'INPS. Secondo lui, dice, l'immigrazione è un'opportunità, i migranti sono un'opportunità, ma non è vero che senza di loro le pensioni non sarebbero garantite. Questa è la tesi della ricerca, che è una risposta appunto alla Caritas, che invece aveva lanciato proprio questo allarme. Quindi, in definitiva, chiede il giornalista alla fine di una lunga intervista che vi consiglio, i migranti sono una risorsa per l'Italia. Lo studioso Brambilla dice: i migranti sono un'opportunità se ben selezionati. L'Italia è il quinto paese per accoglienza in Europa, con oltre 7,3 milioni di extracomunitari. Bisogna guardare i numeri e non alle ideologie. La verità è che all'alba del 2030 l'Italia deve sapere chi e cosa vuole ed è necessario avere una pubblica amministrazione che funzioni. E qui si torna insomma all'Italia colabrodo, mentre abbiamo subito sopra una rivalutazione in eccesso delle persone che sono in povertà assoluta, che sarebbero 5 milioni e 600 mila, con 8 e 6 invece in povertà relativa. Ecco, questo è un qualcosa che ci porta ovviamente anche alle cause sociali, no? Della tensione che talvolta riaffiora anche sul dibattito pubblico. Anche questa era una notizia che avevo piacere di segnalarvi. Chiudiamo invece con la pagina culturale, che secondo me, eccola qua, ci riporta invece al passato, sì, ma al passato di un personaggio che è stato insomma diciamo così etichettato un po' alla svelta, che è D'Annunzio. È tornato a essere protagonista di un libro, la biografia di Giordano Bruno Guerri, dedicata proprio a D'Annunzio, La vita come opera d'arte. E Giordano Bruno Guerri indaga quanto D'Annunzio in realtà fosse un personaggio che con Mussolini, dal punto di vista diciamo politico, avesse in realtà, oltre le apparenze, molto poco a che fare. Ecco, le apparenze sono ovviamente quelle che lo schiacciano sulla pagina dello stesso manuale di storia, e spesso, se il manuale deve andare di fretta, nel stesso capoverso si esaurisce la vicenda. In realtà, andando a vedere tra le pieghe, era un rapporto molto molto più complesso, ma non è ovviamente soltanto questo. C'è anche, oltre appunto al fatto che D'Annunzio in realtà un personaggio inclassificabile, un vero anarca e non una persona che deve essere condotta alle logiche di un regime, ma anche alcuni elementi di grande modernità, dallo studio del folklore e degli aspetti simbolici delle favole fino al simbolo dei sacrifici umani. Prima di morire stava progettando la, diciamo, rilettura della vita di Gesù, senza dimenticare tutto quello che nei titoli di questa doppia pagina dedica il giornale a D'Annunzio viene sottolineato. Inventore del marketing, per intenderci, è stato l'intellettuale del tempo che
per dare il nome, chiedevano la sua consulenza per dare il nome appunto ai prodotti, tra cui, se non ricordo male, c'è l'Oreo Saiba. L'Oro Saiba, scusate, mi sono confuso, ma a confondermi probabilmente è l'arrivo in scena. Sono felice di passare il testimone ad Antonino Danna. Non mi avevano annunciato che ci sarebbe stata questa staffetta, per questo io mi dilungavo anche in facezie, ma sono molto contento di vederti in onda, Antonino. Benvenuto in onda, quindi. Grazie caro Marco, ben trovato. Era da tanto che non ci si incrociava qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Comunque lui fu inventore anche della Rinascente, è stato lui che ha inventato il Vate, l'uomo che ha inventato il nome appunto di questi grandi magazzini distrutti da un incendio. Quando poi vennero riaperti, lui, dietro adeguato compenso, li battezzò la Rinascente. La nascita del marketing, cioè se lui avesse avuto Twitter, altro che la spunta blu, cioè ma lui da solo. sarebbe un grandissimo influencer oggi, e probabilmente sarebbe più seguito di Fedez e della sua signora, perché D'Annunzio era tutto questo e anche di più, era il superomismo, era l'idea di vivere una vita al massimo, ma viverla per davvero al massimo. Memento audere semper, ricordati di osare sempre, le donne, la Duse, le ville, i debiti. C'è già abbastanza per una puntata di Report e 2 inchieste con questo elenco. Figurati, perché poi avrebbero cominciato con tutte quelle robe lì. D'Annunzio, lei è cocainomane, cosa se ne fa della cocaina? Perché sai che a Fiume prendevano la cosiddetta sleppa, cioè coca a fiumi per mantenersi al massimo. Cioè, questo è uno che si è inventato uno stato dal nulla, perché semplicemente grazie alla sua personalità è riuscito a coagulare tutt'attorno i legionari e andare a conquistare Fiume città aperta. Cioè, ma uno così, ma altro che quello che ha fatto la sceneggiata in prima fila a Sanremo con Rosa Chemical, come si chiama? Ma meglio D'Annunzio tutta la vita, ma ci sarei andato pure io a Fiume, guarda. Allora, io purtroppo vorrei continuare a parlare con Antonino, ma il mio tempo sta terminando. Mi resta solo di salutarvi, darvi appuntamento, se a Dio piace, ancora una volta su queste frequenze quando capiterà, oppure negli spazi che spero alcuni di voi frequentino del sentiero nel palinsesto che chiamiamo Romolot. Antonino, ti lascio la linea, ringrazio Federico alla regia e vi auguro un'ottima giornata per questo sabato, un'ottima domenica e dopodomani, insomma, tutte quelle che vi seguono saranno buone giornate, questo ve lo auguro. Grazie a te Marco, ciao. Avete ascoltato la rassegna stampa. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere